Ha lottato per quasi 3 settimane tra la vita e la morte all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Alla fine erano troppo gravi le ferite sul corpo, in particolare sulla testa del piccolo Lorenzo, che era in macchina con mamma Anna e papà Emanuele. La famiglia, residente a Torri di Quartesolo, era diretta verso Trento, lungo la statale 47 Valsugana, quando lo scorso 12 agosto, all'altezza dell'abitato di Pove del Grappa, una vettura austriaca proveniente dalla direzione opposta ha invaso la corsia scontrandosi frontalmente contro l'auto. Le condizioni del piccolo, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 2 anni, sono parse subito gravissime, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto a Vicenza. Feriti anche i genitori, la mamma in modo meno grave, dopo le dimissioni gli è rimasta accanto fino all'ultimo, e il padre in modo più serio, poi trasferito anch'egli al San Bortolo per poter stare vicino al figlio. Per celebrare il funerale manca il nulla osta del magistrato competente e l'esito dell'eventuale autopsia. Con la morte del piccolo Lorenzo si aggrava pesantemente la posizione del conducente dell'altra vettura, ora accusato di omicidio stradale. L'uomo era in viaggio dall'Austria verso Grado con i 3 figli e tutti erano rimasti a loro volta feriti, seppure in modo più lieve, così come i 2 passeggeri di una motocicletta coinvolta nella carambola.